Inizia ancora una volta con un gesto d'amore la sagra del mandorlo in fiore dei bambini del mondo che sono stamattina all'ospedale San Giovanni Dio al reparto di pediatria diretto dal dottore Gramaglia. Una sorpresa per i più piccoli. Diciamo che è una sorpresa per loro, per noi ormai che ci siamo abituati, perché è ormai da 17 anni che bambini del mondo, cambiando nazionalità, ci vengono a trovare e ci vengono a lietare con il loro amore, con il loro affetto, con il loro sorriso e con il grande gesto di solidarietà. Per questo io voglio ringraziare Luca Crescenzo e Giovanni Di Maida che non iniziano lo spettacolo della sagra per i bambini del mondo senza bussare alla porta della nostra azienda. Grazie al nostro direttore generale, direttore sanitario aziendale, di presidio che ci permettono di avere questo incontro perché è un gesto di fraternità che i bambini apprezzano ma soprattutto lo apprezzano i loro genitori. Un'anteprima dedicata ai più piccoli, ma poi si andrà avanti con lo spettacolo e vari appuntamenti. Sì, come ha detto bene il dottore Gramaglia, questo è proprio l'inizio, non possiamo iniziare se non veniamo qui a dare un sorriso ai piccoli degenti dell'ospedale del reparto pediatria e poi naturalmente da domani si parte con il festival, con la passeggiata della pace e poi con i vari spettacoli al Teatro Pirandello e la sfilata per le vie cittadine. Qualche dettaglio sui gruppi, non solo locali ma soprattutto quelli internazionali? Sì, oggi qui avremo il gruppo della Polonia, poi adesso sono già in arrivo i gruppi dell'Ucraina, della Turchia, dell'Indonesia e della Bulgaria.